Il tema del nucleare è un tema che deve essere affrontato con grande pragmatismo. Il nostro territorio valuteremo, chiaramente in questo momento il nostro obiettivo è cercare, semmai su Marghera, di avviare una trasformazione. Così il senatore veneziano e vicepresidente vicario di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon apre sulla possibile partita del nucleare anche a Marghera, sebbene specifica, prioritaria su tutte la bonifica delle aree già altamente inquinate. Innanzitutto di bonificare quelle aree che sono altamente inquinate e il cui inquinamento rischia anche di percolare all'interno della laguna con dei danni ambientali importantissimi. E quindi qualsiasi tipo di investimento su Marghera deve presupporre innanzitutto una bonifica di aree altamente inquinate. Quindi questa è la nostra preoccupazione principale in questo momento. Le sue parole dopo l'ok da Roma con l'approvazione nelle scorse ore del disegno di legge che delega l'esecutivo a regolamentare il nucleare sostenibile. Il nostro obiettivo è quello della fusione nucleare, quindi che ci mette in condizione di avere un'energia assolutamente sicura, però i tempi per la realizzazione di questi impianti con la tecnologia di cui disponiamo oggi ci parlano di almeno 20-25 anni. Speranzon, che già nei giorni scorsi era tornato ad esprimersi riguardo a una possibile sua candidatura a sindaco di Venezia, oggi cautamente si smarca. Guardi, è tutta fantapolitica. Ma poi ci ripensa. Per quanto riguarda il candidato sindaco di Venezia, chiaramente c'è un po' più di tempo perché le elezioni saranno nel 2026 e quindi insomma diciamo che sicuramente entro l'autunno del 2025 sapremo anche il nome del candidato sindaco del centrodestra a Venezia. E rilancia. Prima la partita per il presidente del Veneto ancora aperta e da cui, aggiungiamo noi, stando ai rumors, si saprà certamente qualcosa di più al termine del congresso regionale della Liga Veneta. Quale sarà la figura che arriverà dopo Zaia? Se spetterà Fratelli d'Italia alla Lega? Queste sono tutte domande alle quali finalmente tra qualche settimana avremo risposto.